Siamo a Busto Arsizio all'evento inaugurale del complesso residenziale Luci nel Bosco di via Ugo Foscolo col progettista, ingegner Pietro Pensa. Allora, una bella soddisfazione questa serata perché la prima delle 3 torri è praticamente pronta. Sì, la prima delle 3 torri l'abbiamo terminata, nonostante il periodo molto complesso per l'edilizia, ma l'impresa è riuscita ad arrivare a meta e siamo pronti per le consegne. Quindi a fine mese cominceranno a entrare le prime famiglie. A fine mese cominceranno ad entrare le prime famiglie in questa opera che ci è costata anni di lavoro e è una grande soddisfazione per tutti, per la Sparcasse, per tutti quelli che hanno lavorato, per la Collini, per il mio studio, per tutti una grande soddisfazione. Soprattutto in questi anni, sappiamo complicati per le varie vicissitudini, però non hanno frenato il vostro progetto, anzi. Guarda, c'è stato un entusiasmo straordinario, un lavoro di squadra veramente importante perché il connubio tra committente, Sparcasse, Sarpi Immobiliare per la vendita, Collini per la costruzione e il mio studio di progettazione è stato fantastico perché ognuno ha preso dall'altro qualche cosa e ha generato un intervento veramente unico nel panorama bustocco e anche lombardo, tant'è che lombardo, italiano e mondiale, perché stasera è qua presente la presidentessa del gruppo immobiliare internazionale che giudica i vari progetti e il nostro è il progetto che partecipa per l'Italia, quindi tanta roba. Siamo col dottor Emanuele Barbera, presidente di Sarpi Immobiliare, a una serata speciale, quella dell'inaugurazione di Luci nel Bosco. Sì, un'inaugurazione dove abbiamo voluto presentare alla città di Busto cos'era comprare una casa in questo contesto, che non vuol dire solo compro una casa, vuol dire scelgo di vivere in Luci nel Bosco, che ha una visione innovativa, che vuol dire pensare a un parco, vuol dire pensare al coworking, vuol dire pensare a una portineria che ti offre dei servizi, a un'area di ricevimento. E questa è una festa proprio che dedichiamo alla città. E sappiamo che le vendite stanno andando bene, quindi più della metà dei 110 appartamenti sono già state vendute. Sì, sono stati venduti a clienti di Busto, di Milano e devo dire con grande sorpresa clienti stranieri, cioè abbiamo clienti che sono arrivati dall'America, dalla Germania, dalla Svizzera e hanno comprato anche senza vedere, cioè un po' fidandosi, e questo è un grande successo per una realtà come Busto che era da anni che non vedeva uno sviluppo immobiliare così importante. Entro l'anno prossimo saranno pronte tutte e 3 le torri? Assolutamente sì, saranno pronte, abitate, saranno tutte come vedete fornite di verde perché noi forniamo già verde e saranno tutte vendute, speriamo. Speriamo. Siamo sulla strada buona. Sì, assolutamente sì, credo che sul mercato aver venduto il 50% senza aver finito la prima torre è già un grande successo.